L'omicidio di Sergiu Tarma a Mira, arrestato all'alba dai carabinieri il presunto complice del vigile urbano accusato del delitto, è il 38enne di Spinea, Andrea Vescovo. Domani i funerali del barman. Le ultime immagini di Annabella Martinelli, la 22enne padovana svanita nel nulla, sono quelle riprese dalle telecamere di Selvazzano e Teolo. La procura indaga per sequestro di persona. Dramma nel primo pomeriggio a Valdobbiadene, dove un 56enne è morto mentre stava maneggiando un ordigno della Prima Guerra Mondiale che gli è esploso tra le mani. L'auto di una 69enne che invade la corsia opposta, una cisterna carica di vino che si ribalta e schiaccia un furgone, il drammatico incidente in mattinata a Macerata, a perdere la vita un 70enne di Porto Tolle. Rapina a mano armata alla gioielleria, salvati in Corso Italia Cortina i ladri fuggiti con preziosi orologi per un valore non ancora quantificato. Si spacciava per babysitter, poi abusava dei bambini che gli venivano affidati. Arrestato dalla squadra mobile di Padova un pedofilo di 27 anni, stessa sorte a Bassano per l'adescatore di una 14enne. Ha fatto esplodere il suo ristorante per riscuotere l'assicurazione. Arrestato dalla polizia di Venezia il proprietario 54enne, ritenuto il mandante dell'incendio. I fatti a Jesolo. Dopo la liberazione e il rientro in Italia dal Venezuela, Alberto Trentini ha scelto la discrezione e il calore dei familiari a Treviso. Incontro con Mattarella a breve in agenda. Fiamma Olimpica ha presentato il percorso della tappa di Vicenza previsto martedì, con arrivo in Piazza dei Signori. I tedofori saranno 3 nomi di spicco dello sport italiano. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. L'edizione regionale dei nostri telegiornali apre questa sera con gli sviluppi del delitto di Mira, perché è stato arrestato all'alba di oggi il presunto complice di Andrea Salvagno. Si tratta di Andrea Vescovo, 38enne, che per tutto questo tempo si è nascosto nella sua casa di Spinea. Domani intanto i funerali del barman. Arrestato il presunto complice di Riccardo Salvagno, lo si cercava dappertutto e lui si nascondeva a casa sua a Spinea. Si chiama Andrea Vescovo, 38enne disoccupato che vive con i genitori. All'alba il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia sono arrivati dopo aver citofonato il campanello e lo hanno sorpreso nel sonno con i genitori ancora in casa. È stato lo stesso Salvagno, durante un interrogatorio, a svelare il suo nome agli inquirenti. Salvagno e Vescovo si erano conosciuti nell'lap dance di Preganziola, il New 1000 Lire. Insieme avevano poi pianificato nel tempo il sopralluogo tra i campi di via Pallada, Malcontenta, dove portare Tarna. Un fatto gravissimo che coinvolge purtroppo la nostra comunità. In primis quello che come amministrazione vogliamo esprimere la nostra massima solidarietà nei confronti della famiglia della vittima e volevo soprattutto anche complimentarmi con le forze dell'ordine che in tempi brevi hanno concluso le indagini, con i carabinieri di Spinea che sono sempre un presidio costante sul territorio in stretta collaborazione con l'amministrazione, e di questo veramente dobbiamo ringraziarli. Salvagno nega agli inquirenti di aver sparato personalmente a Sergiu Tarna, il barman moldavo di 25 anni freddato con un colpo di pistola alla testa nella notte di San Silvestro a Malcontenta. Conferma però la presenza di un altro partecipante. Notizia che scuote i cittadini del comune di Spinea. È preoccupante per la sicurezza, insomma, poi uscire di sera, sapere che ci sono certi personaggi, insomma, ti preoccupa abbastanza. Speriamo non ce ne siano altri in giro per Spinea, però adesso l'hanno preso, meglio così. Fa un po' di preoccupazione, però c'è sempre gente così in giro per il mondo, quindi non mi sconcerta la roba. Il fatto che magari si pensa di vivere in una città sicura non implica che sia realmente sicura. Non dico che bisogna sempre guardarsi le spalle da chi è amico o anche da chi è nemico, però non bisogna mai sottovalutare magari una persona che possa presentarsi simpatica, piacevole agli altri. Può sempre nascondere qualcosa, anche semplicemente un malore interno che non vuole esternare o un qualcosa di cui non vuole parlare. Io consiglio sempre a tutti di iniziare magari un percorso psicologico. Scartata la pista dello spaccio, gli inquirenti ipotizzano un movente legato al timore della diffusione di un video privato compromettente di Salvagno con un trans, di cui la gente temeva la diffusione tra i telefoni. Per l'accusa, Vescovo avrebbe preso parte sia all'esecuzione nelle campagne di Malcontenta, sia al sequestro del giovane all'uscita di un bar a Chirignago.
Quello che ho visto io è quello che ho visto sulla videosorveglianza. Ha bevuto una birra, è uscito fuori dalla portata, è andato via fuori dalla portata delle telecamere e si vedeva lui e i suoi piedi e un'altra persona. In ogni caso, le ricerche dell'arma e gli accertamenti su eventuali altri complici proseguono. La scomparsa di Annabella Martinelli, la Procura di Padova ha aperto un fascicolo per sequestro di persona ed ecco intanto le ultime immagini della giovane riprese dalle telecamere di Selvazzano e Teolo. La giacca pesante con il cappuccio che le copre la testa, pantaloni larghi, lo zaino rosso e 2 cartoni della pizza legati al portapacchi della bicicletta. Ecco le ultime immagini che riprendono Annabella Martinelli la sera del 6 gennaio dopo essere uscita da casa dei genitori nel quartiere Forcellini a Padova. 3 fotogrammi, il primo alle ore 22:18 mentre passa davanti al distributore di Selvazzano Dentro. È appena uscita dalla pizzeria Dove Come Quando, dove aveva ordinato e ritirato le pizze. Alle 22:54 è davanti al municipio di Teolo dove ha acquistato 2 bibite alla pizzeria La Pepita. L'ultima immagine prima di svanire nel nulla alle 23:06 ripresa dalla telecamera di Villa di Teolo dove viene ritrovata il 10 gennaio la sua bicicletta. La Procura di Padova intanto ha deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta contro ignoti per sequestro di persona in modo da consentire agli investigatori tutti gli accertamenti possibili, di analizzare anche i profili social della 22enne che sono stati misteriosamente chiusi subito dopo la sua sparizione. Anche per oggi le ricerche con droni e l'elicottero dei Vigili del Fuoco si sono concentrate nelle zone dei colli sopra Passo delle Fiorine. Dureranno almeno per tutte le prossime 48 ore. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi contatti della 22enne studentessa di giurisprudenza, con chi si era sentita, con chi poteva aver preso appuntamento. Un particolare che si rafforza con l'immagine di 2 cartoni per le pizze e le 2 bibite acquistate. E poi perché chiudere la bicicletta con il lucchetto? Informazioni che potrebbero emergere dall'analisi dei tabulati o dalle informazioni di amiche e compagni di università a Bologna, anche se sembra che Annabella nell'ultimo periodo non avesse più sostenuto esami. Sentito anche l'ex fidanzato che lei aveva lasciato in estate. Non si esclude possa aver raggiunto il capoluogo emiliano, ma le ricerche sui Colli Euganei continuano. Dramma nel primo pomeriggio a Valdobbiadene dove un uomo è morto mentre stava maneggiando un ordigno della Prima Guerra Mondiale. Un botto, ma era forte cortivo, un botto forte. Ha preso paura? Oh Dio, pensai fosse andato da casa a me. Una bomba, i vetri hanno tremato, però sai magari... Avete preso paura? Sì. La deflagrazione è stata potentissima e ha scosso il cuore dei Colli del Prosecco a Guia di Valdobbiadene, una passione fatale spesso ai limiti della legalità, quella costata la vita ad Attilio Frare, 56 anni, morto per l'esplosione di un residuo della Grande Guerra. Durante il maneggio di un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale, causa un'errata manovra, lo stesso esplodeva e il soggetto decedeva sul colpo. Lui era da solo? Sì, era da solo, era nel suo garage ricovero attrezzi. Sono le 13 quando nella zona dell'esplosione, oltre ai sanitari del SUEM 118, arrivano i vigili del fuoco e gli artificieri dell'arma. È toccato a loro mettere in sicurezza con pazienza chirurgica l'intera area, così da consentire ai colleghi del comando di Vittorio Veneto di procedere con i rilievi. Il timore per tutto il pomeriggio è stato quello di un effetto a catena. Sono in corso le valutazioni da parte degli artificieri di Padova per poter catalogare con la massima precisione se tutti gli altri involucri di altri ordigni della stessa tipologia possano essere attivi oppure no. Era la sua passione questa di questo signore? Verosimilmente sì, a giudicare dal numero di involucri che erano lì presenti, assolutamente. L'area verrà sequestrata? Sì, fino al termine di queste attività. Una passione nota a Valdobbiadene. Nel 2022 Frare, gravato da alcuni precedenti di polizia, aveva anche dato vita a un'associazione Valdo Storica e aveva pure allestito delle mostre aprendole al pubblico. È una vicina di casa a raccontare un episodio che con il senno del poi farà brividire. Sapevi, ma pensai che l'avesse messo, perché 15 anni fa a me toccava che mi ha bruciato tutto l'orto qua
e dopo è andato agli artificieri. E invece si vede che la continua ancora. Frare lascia una compagna e una comunità attonita, ma sono in corso ulteriori approfondimenti. L'area verrà sequestrata? Sì, fino al termine di queste attività. Ecco, ritorniamo dunque sulla scomparsa di Annabella Martinelli con le immagini della giovane riprese dalle telecamere di Selvazzano e Teolo. La giacca pesante con il cappuccio che le copre la testa, pantaloni larghi, lo zaino rosso e 2 cartoni della pizza legati al portapacchi della bicicletta. Ecco le ultime immagini che riprendono Annabella Martinelli la sera del 6 gennaio dopo essere uscita da casa dei genitori nel quartiere Forcellini a Padova. 3 fotogrammi, il primo alle ore 22:18 mentre passa davanti al distributore di Selvazzano Dentro. È appena uscita dalla pizzeria Dove Come Quando, dove aveva ordinato e ritirato le pizze. Alle 22:54 è davanti al municipio di Teolo dove ha acquistato 2 bibite alla pizzeria La Pepita. L'ultima immagine prima di svanire nel nulla alle 23:06 ripresa dalla telecamera di Villa di Teolo dove viene ritrovata il 10 gennaio la sua bicicletta. La procura di Padova intanto ha deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta contro ignoti per sequestro di persona in modo da consentire agli investigatori tutti gli accertamenti possibili, di analizzare anche i profili social della 22enne che sono stati misteriosamente chiusi subito dopo la sua sparizione. Anche per oggi le ricerche con droni e l'elicottero dei vigili del fuoco si sono concentrate nelle zone dei colli sopra Passo delle Fiorine. Dureranno almeno per tutte le prossime 48 ore. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi contatti della 22enne studentessa di giurisprudenza, con chi si era sentita, con chi poteva aver preso appuntamento. Un particolare che si rafforza con l'immagine di 2 cartoni per le pizze e le 2 bibite acquistate. E poi perché chiudere la bicicletta con il lucchetto? Informazioni che potrebbero emergere dall'analisi dei tabulati o dalle informazioni di amiche e compagni di università a Bologna, anche se sembra che Annabella nell'ultimo periodo non avesse più sostenuto esami. Sentito anche l'ex fidanzato che le aveva lasciato in estate. Non si esclude possa aver raggiunto il capoluogo emiliano, ma le ricerche sui colli uganei continuano. Il drammatico incidente che si è registrato questa mattina in via Piave a Maserata, a perdere la vita un settantenne. Praticamente io venivo normalmente da quella parte e questa macchina mi è venuta addosso e non lo so se si è addormentato, se stava al telefono e mi sono allargato il più possibile a destra, ma no, c'era il guardarai lì e non sono riuscito a... Poi il camion si è stravolto. Ancora sotto shock ma rimasto illeso è il camionista coinvolto nel drammatico incidente avvenuto in via Piave a Salettuol di Maserata. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad un uomo di 70 anni alla guida di un furgone doblò. Si tratta della prima vittima della strada del 2026 nella provincia di Treviso. Secondo quanto emerso finora, una Fiat Panda condotto da un'anziana 69enne di San Polo di Piave avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, tagliando la strada a un'autobotte carica di vino e diretta verso Treviso. Nel tentativo di evitare l'impatto, il 58enne alla guida del camion ha sterzato, ma non è riuscito a evitare il ribaltamento del mezzo che è finito nella strada sottostante, schiacciando il furgone che procedeva in senso opposto. Ad assistere alla tremenda collisione anche un altro testimone che conferma la dinamica dell'accaduto. Il camion, appena visto che la Panda gli stava venendo addosso, si è spostato tutto sulla destra, ha preso con le gomme l'erba, ha fatto l'elastico con il guardrail e ha preso la signora sulla sinistra, capottandosi. Del furgone noi ce ne siamo accorti quando, dopo aver soccorso la signora, c'è stata una moglie di quello che era dietro di me che è stata là nella vigile eccetera. Noi siamo venuti qua per vedere il camionista come stava eccetera e ci siamo accorti del fiorino sotto. Abbiamo cominciato a chiamare a gran voce se c'era qualcuno, nessuna voce e...
Alla guida del doblò c'era Severino Bellan, di 70 anni, residente a Porto Tolle, morto sul colpo. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere solo intorno alle 12:30, dopo un lungo e complesso intervento dei vigili del fuoco. Per sollevare il camion ribaltato è stato necessario svuotare l'autobotte del vino trasportato. Oltre alla donna è stato portato in ospedale anche un 73enne di Oderzo, a bordo di una Ford, leggermente ferito e in stato di shock. Sul posto il SUAM 118 è intervenuto anche con l'elicottero di Treviso Emergenza, la polizia locale di Maserada e i carabinieri per i rilievi. Via Piave è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore. Fortunatamente è stata esclusa la presenza di una seconda vittima, ipotesi emersa nei primi concitati momenti dei soccorsi, quando non si sapeva ancora quante persone potesse avere schiacciato la cisterna carica di vino. A Cortina, rapina clamorosa in pieno centro. Hanno agito intorno alle 11, in due, volto scoperto e armi in pugno, hanno immobilizzato la commessa minacciandola con una pistola e sono riusciti a fuggire con un borsone riempito di gioielli e orologi. Rapina alla gioielleria Cacciari Salvati in Corso Italia a Cortina, un colpo storico non tanto per il bottino ingente, pur se non ancora quantificato, ma perché a Cortina mai prima d'ora era stata messa a segno una rapina. I ladri non sarebbero di nazionalità italiana, sono fuggiti a bordo di un'auto risultata rubata nell'est Europa, che era stata parcheggiata poco distante vicino alla pasticceria Lovat e che è stata ritrovata abbandonata in una zona defilata dove quasi certamente ce n'era un'altra ad attenderli, probabilmente con un complice. Nessuno pare essersi accorto di quanto stava accadendo nel prestigioso negozio. Solo quando i malviventi se la sono data a gambe, anche la commessa è riuscita ad uscire e a dare l'allarme. Ma ormai era già tardi, perché non essendo stato fatto scattare l'allarme dall'interno della gioielleria, il piano antirapina delle forze dell'ordine è stato attivato con qualche minuto di ritardo. Un tempo limitato, ma purtroppo decisivo per i ladri, che sono riusciti a dileguarsi. In Corso Italia sono arrivati gli agenti del commissariato e militari dell'Arma dei Carabinieri per i rilievi della polizia scientifica sull'auto usata per la fuga, a cui era stata apposta una targa rubata in Italia. All'interno della macchina sono state trovate tracce di sangue che potrebbero essere ricondotte a uno dei malviventi rimasto ferito all'interno del negozio. In queste ore vengono passate al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza, fino ad ora senza esito alcuno. Non sarebbe peregrino pensare che per compiere un'azione così precisa e fulminea la banda abbia avuto il supporto di basisti e un punto di appoggio nella stessa Cortina o nelle zone limitrofe. Si spacciava per babysitter, era invece un pedofilo. Per questo la squadra mobile di Padova ha arrestato un 27enne. Foto e video pedopornografici scaricati dal web e anche autoprodotti, atti sessuali con bambini che gli venivano affidati da genitori ignari che si erano fidati di lui e del suo curriculum di babysitter che divulgava attraverso siti internet e giornali. È il materiale sequestrato dalla squadra mobile di Padova nel computer e nel telefono di un 27enne padovano arrestato e indagato per detenzione di materiale pedopornografico. Una storia raccapricciante, quella emersa dalle indagini dei poliziotti, iniziata dopo una segnalazione di abusi sessuali subiti da un bambino padovano. Nella perquisizione a casa del 27enne, che lavorava saltuariamente come babysitter, sono stati sequestrati 2 telefoni cellulari e 2 computer, dove sono state rinvenute migliaia di foto e video dove venivano ripresi atti sessuali con minori. Sono purtroppo emerse migliaia di immagini e video a contenuto pedopornografiche, probabilmente una scaricata da internet, e però sono stati così individuati centinaia di file relativi a foto e immagini autoprodotte con esplicite violenze sui bambini vittime appunto di appena 4, 5, 6 anni, quindi è scattata appunto l'arresto in flagranza. Nei file registrati con il suo cellulare il 27enne si riprende mentre compie atti sessuali espliciti con bambini anche di 5 o 6 anni. Gli ultimi video addirittura risalgono a pochi giorni prima della perquisizione, ma ci sarebbero filmati di anni precedenti. Le indagini della polizia continuano con l'analisi di questo materiale per cercare di identificare le numerose vittime che l'arrestato avrebbe avvicinato lavorando come babysitter, attività che svolgeva fin dal 2019. Si tratta dal 2019, quindi parliamo di 7 anni,
E qui c'è l'altro aspetto che ci sta particolarmente a cuore, perché adesso si tratta di individuare questi bambini, soprattutto cercare poi di intervenire, quindi oltre all'aspetto giudiziario, per cercare di intercettare, quindi individuare questi bambini vittime di queste violenze. Il 27enne è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico e portato in carcere. Arrestato per violenza sessuale un uomo napoletano di 47 anni, aveva adescato una 14enne di Bassano del Grappa. L'adescamento online di una adolescente di Bassano costa le manette a un 47enne. L'inchiesta era partita dalla denuncia del padre agli agenti del commissariato. Il genitore aveva scoperto i contatti tra la figlia e un uomo conosciuto sui social. L'individuo aveva instaurato una relazione con la minore, inducendola a inviare immagini e video a contenuto sessuale. La Procura di Venezia ha contestato i reati di produzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale in modalità telematica e adescamento di minore. La Polizia Postale ha svolto accertamenti e perquisizioni. Nonostante un primo provvedimento del questore e il blocco dei profili, l'uomo aveva continuato a contattare la ragazza. Il GIP di Venezia ha perciò ordinato l'arresto del 47enne. Lo psicologo e psicoterapeuta Lino Cavedone, esperto del mondo giovanile, sottolinea: complimenti al genitore che ha monitorato precocemente questo tipo di situazione. È chiaro che poi una ragazzina di 14 anni può vivere il fascino di un adulto che dimostra interesse nei suoi confronti dal punto di vista del femminile, quindi della sessualità. Ma i genitori devono costantemente monitorare i figli. Anche se può sembrare una mancanza di fiducia nei confronti della figlia. In questo caso abbiamo uno sbilanciamento importante di potere decisionale, abbiamo un adulto che ha avuto sicuramente un blocco evolutivo per cui non si sente in grado di relazionarsi con un femminile adulto e si sente adeguato ad una relazione con un femminile acerbo, precoce. E quali sono i segnali che i genitori non devono sottovalutare? I cambiamenti dell'umore, le modalità di gestire anche l'abbigliamento, l'attenzione al trucco, quindi è chiaro che in queste situazioni tutti gli aspetti riguardanti la seduttività sono evidentemente accentuati. Ha fatto esplodere il suo ristorante per riscuotere l'assicurazione. Arrestato dalla Polizia di Venezia il proprietario 54enne, ritenuto il mandante dell'incendio. I fatti a Jesolo. Ho sentito un'esplosione e dopo poco fiamme. È solo una delle voci terrorizzate dopo l'esplosione del bar Trattoria Bea Storia di Jesolo la sera del 12 giugno scorso. Un boato, poi le fiamme. Secondo la Procura di Venezia, il rogo sarebbe stato appiccato per riscuotere il risarcimento assicurativo. Il titolare 54enne Vincenzo Gargiulo è stato arrestato dalla polizia perché è ritenuto il mandante dell'incendio che devastò il locale in cui rimasero intossicate una decina di persone. L'incendio aveva interessato anche 2 piani superiori della palazzina, per cui era stato necessario l'evacuazione di 20 persone. L'inchiesta condotta dagli investigatori della squadra mobile di Venezia ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti del padovano titolare del ristorante, ritenuto essere appunto l'ideatore e il mandante dell'incendio messo in atto per ottenere il contributo assicurativo. Dalle indagini emerge che nei confronti dell'indagato sarebbero state raccolte prove inequivocabili. Eseguiti inoltre 2 decreti di perquisizione nei confronti del titolare del ristorante e di un 50enne sospettato di essere l'esecutore materiale dell'incendio. Sul 54enne pendeva già una condanna a 11 anni perché accusato, quando viveva a Gorizia, di essere il finanziatore di un traffico di droga. Dramma a Sandrigo, muore una piccola di appena 4 mesi, la Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta.
Avrebbe compiuto 4 mesi oggi. Il cuore della piccola Ambra Halilovic, invece, ha smesso di battere ieri mattina, improvvisamente, nel campo nomadi di Sandrigo, gettando nella disperazione la sua famiglia e l'intera comunità. Poco dopo le 8 la chiamata al 118. Presto, correte, il cuore di nostra figlia ha smesso di battere. In quel momento uno dei camper della famiglia era già lanciato a tutta velocità verso la città. La posizione segnalata alla centrale del SUEM è il parcheggio di un bar di via Chizzalunga, lungo la Marosticana. Automedica e ambulanza vengono inviate in codice rosso, ma quando i soccorritori arrivano sul posto non trovano nessuno. La famiglia ha già deciso di proseguire direttamente verso il San Bortolo, nel disperato tentativo di guadagnare tempo. Al pronto soccorso li attendono i medici guidati dal primario Foscarina Dalla Rocca e l'equipe della terapia intensiva pediatrica coordinata da Paola Ferrarese. Le manovre di rianimazione vanno avanti per oltre 30 minuti, ma ogni sforzo risulta vano. Il decesso viene constatato davanti ai genitori, ai fratellini, ai nonni e agli zii, arrivati in ospedale in una ventina. Per prevenire possibili tensioni, al posto di polizia dell'ospedale si aggiungono in pochi minuti le volanti della polizia e una pattuglia dei carabinieri. La squadra mobile, coordinata dal vicequestore Lorenzo Ortensi, ascolta subito i genitori. La procura di Vicenza, con il sostituto procuratore Roderick Blattner, apre un fascicolo senza indagati e dispone l'autopsia per chiarire le cause della morte. Non c'erano state avvisaglie né patologie note. Sarà l'esame medico-legale a dover dire perché il cuore di Ambra si sia fermato in un mattino che per una famiglia e per un'intera comunità si è trasformato in tragedia. Dopo il rientro dal Venezuela, Alberto Trentini ha scelto la discrezione e il calore dei familiari a Treviso. Un incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a breve in agenda. Alberto Trentini sta vivendo i suoi primi giorni di libertà lontano dai riflettori. Dopo il rientro in Italia, avvenuto martedì con l'arrivo all'aeroporto di Ciampino, il cooperante veneziano non è rientrato nella sua casa a Lido di Venezia, ma si trova a Treviso, ospite a casa di una zia. Una scelta dettata dalla necessità di riposo e raccoglimento dopo i 423 giorni di detenzione in Venezuela, conclusasi con la liberazione insieme a Mario Burlò. La famiglia ha deciso di fermarsi nel Trevigiano per ritrovare serenità e normalità, chiedendo massima riservatezza in questa fase delicata. Sul fronte istituzionale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha già contattato telefonicamente la madre di Trentini, esprimendo vicinanza e partecipazione per il ritorno del figlio, con la data per un incontro ufficiale tra il cooperante e il Capo dello Stato che parrebbe verrà fissata a breve. Intanto da Venezia e da tutto il paese continuano ad arrivare messaggi di affetto e solidarietà, mentre Trentini si concede il tempo necessario per riabbracciare i suoi cari e lasciarsi alle spalle i mesi più difficili della sua vita. Il referendum sulla riforma della giustizia, parte la campagna per il no. La CGIL sceglie di schierarsi per il no in questo referendum perché scegliere di mettere in discussione la Costituzione, l'equilibrio dei poteri, l'autonomia della magistratura non serve ai cittadini, serve probabilmente a qualche forza politica. Per difendere la Costituzione, i diritti e l'equilibrio tra poteri. Secondo il Comitato per il no al referendum sulla giustizia, che si è costituito in provincia di Venezia, sono tanti i motivi per opporsi alla riforma voluta dal governo Meloni e il Comitato intende spiegarlo attraverso una campagna di informazione definita capillare e rigorosa sui contenuti. Da questo momento in poi andremo sul territorio con gazebi, banchetti eccetera per parlare con le persone, perché il nostro obiettivo è quello di far comprendere che c'è un attacco fortissimo alla Costituzione che passa attraverso il condizionamento della magistratura. La riforma del governo, peraltro, secondo il Comitato, non affronta i veri problemi della giustizia, dai tempi dei processi alle carenze di organico, dall'accesso effettivo alla tutela dei diritti alle condizioni del personale e alla qualità del servizio pubblico. Ai cittadini servirebbe l'efficienza della giustizia, processi più brevi, la certezza delle pene, strumenti di sostegno, assunzioni, precari che non vengono licenziati nei nostri tribunali. Per tutte queste ragioni ci impegneremo nelle prossime
prossime settimane in una grande campagna informativa, perché è fondamentale andare a votare. Questo referendum non ha il quorum e quindi deciderà chi si recherà alle urne. Secondo il Comitato per il No, il referendum, per come è impostato, rischia di produrre effetti peggiorativi sul funzionamento della giustizia e di indebolire principi di garanzia e di equilibrio previsti dalla Costituzione. Una riforma che in realtà non è una riforma della magistratura, se non nel senso di volerla mettere sotto il controllo dell'esecutivo progressivamente. La fiamma olimpica sta arrivando in Veneto, così sarà la tappa di Vicenza. Arriverà a Vicenza martedì 20 gennaio la fiamma olimpica, un passaggio che nel tratto conclusivo di Corso Palladio sarà affidato a 3 tedofori di spicco che hanno scritto la storia dello sport, a partire da Gabriella Dorio, ex mezzofondista che ha disputato in carriera 5 finali olimpiche, laureandosi campionessa olimpica dei 1500 metri piani ai Giochi di Los Angeles 1984. Sono emozionatissima perché quando si parla di Olimpiadi è chiaro che ce l'abbiamo dentro nel cuore e speriamo che tutte queste emozioni che sentiamo riusciamo a trasmettere a chi ci guarda e soprattutto ai ragazzi che vogliono intraprendere qualcosa nello sport. Passerà poi a Gelindo Bordin, ex maratoneta italiano, campione olimpico a Seul 1988, primo italiano a vincere la maratona olimpica ed unico italiano ad aver vinto la maratona di Boston. Spero sia un messaggio importante, faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri atleti italiani per portare a casa delle medaglie, perché le medaglie e le vittorie smuovono in maniera positiva gli animi e speriamo che tutto il sentimento che c'è attorno alle Olimpiadi possa smuovere anche gli animi di tutte quelle persone che hanno la possibilità di far finire gli scempi della guerra purtroppo che oggi abbiamo in diverse parti del mondo. All'altezza di Piazza Castello il testimone andrà all'ultimo tedoforo Mario Vielmo, alpinista vicentino che ha scalato 14 8000, di cui 13 senza l'uso di ossigeno, che avrà l'onore di accendere il braciere. L'ultimo 8000 è stato lo Scia Parma, che si trova proprio in Tibet, è l'ultimo, il più piccolo tra i 14 8000, e salì il 9 ottobre del 2024 e portai la bandiera proprio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, con l'auspicio insomma di dare un messaggio di pace sempre a tutta l'umanità. Ma ad onorare il passaggio della fiaccola ci saranno anche gli altri atleti olimpici vicentini. Vi do un'ultima ora, si è concluso da poco il vertice tra Alberto Stefani e il ministro Salvini, un vertice che lo stesso Stefani definisce proficuo, avanti tutta su holding autostradale e Romea. Il Veneto non perde tempo. Finiamo così questa edizione regionale, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.